Ballottaggio a Vittorio Veneto, i due sfidanti Balliana e Posocco si stanno già muovendo per allargare il loro consenso. È partita la corsa alle alleanze, il centrodestra cerca di ricompattarsi. La Lega e il voto di europei e comunali all'indomani dei verdetti. Le interpretazioni all'interno del carroccio sono contrastanti. Esulta Stefani, sconcerto per Marcato che attacca, attenzione a sostituire Bossi con Vannacci. Ha abusato di una 14enne con la complicità della mamma della ragazzina che voleva dare al compagno un oggetto di piacere. 44enne finisce a processo, la donna era già stata condannata. Droga a fiumi nei salotti della Treviso Bene, chiesti 15 mesi per un 41enne di Noale che avrebbe messo a disposizione cocaina e marijuana per i festini. Era entrato in ospedale per filmare quella che definiva la balla del Covid, un video fake che rischia di costare caro a un 46enne, ora a processo. Usava un lampeggiante sull'auto per farsi strada più velocemente in mezzo al traffico. Ventenne addetto alla consegna delle pizze, fermato e denunciato dai carabinieri a Castello di Godego. Al via la settimana che porta radunata Triveneto di Alpini a Bibione. Antena 3 racconterà giorno per giorno l'attesa e la preparazione all'evento. Sabato e domenica le dirette per raccontare la festa delle penne nere. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano c'è la politica fin da subito, fin dal sondaggio che abbiamo lanciato nei nostri telegiornali e che rilanciamo anche in apertura di Treviso. Il sondaggio che riguarda l'esito delle europee, il Fratelli d'Italia che vola in Veneto con il 37% dei voti, e mentre i colonnelli meloniani prenotano la presidenza della regione, l'abbiamo raccontato proprio ieri, un messaggio chiaro alla Lega e a Forza Italia, alla Forza Italia dei Tosi. Hanno ragione secondo voi? La regione spetta a Fratelli d'Italia? Sì, 0422 162 6691. Se per voi invece no, non spetta a Fratelli d'Italia, 0422 162 6690. Chiamata come sempre gratuita, potete continuare a telefonare anche dopo il telegiornale e anche all'inizio di Ring. E poi l'esito come sempre questa sera nella trasmissione condotta da Christian Arboit. Allora, la politica, restiamo sulla politica, ma parliamo di elezioni comunali. L'unico ballottaggio previsto dopo l'esito del voto di ieri della Marca è quello di Vittorio Veneto. L'abbiamo raccontato in diretta con la nostra Lina Paronetto. Mirella Balliana contro Gianluca Posocco, e evidentemente si stanno già muovendo per allargare il consenso. Allora ripartiamo da qui, sempre con Lina Paronetto. Da una parte Gianluca Posocco che deve recuperare uno svantaggio di quasi 9 punti percentuali, e per farlo la strada obbligata è quella di dialogare con le forze di centrodestra con cui aveva rotto, Lega e Fratelli d'Italia. Dall'altra Mirella Balliana che dovrà convincere i suoi elettori a tornare tra 15 giorni alle urne e provare a fare propri i quasi 550 consensi ottenuti da Rete Civica di Luisa Camatta. Non perdono tempo i due sfidanti al ballottaggio del 23 e 24 giugno. Balliana, che al primo turno ha raggiunto il 41 e 23% dei voti, ha già informalmente preso contatti con Camatta e non dispera di intercettare anche chi cercava in Giovanni Braido un'alternativa all'amministrazione uscente. Cercheremo anche di parlare al centro moderato, nel senso che la nostra coalizione è di centrosinistra ma ha tante civiche all'interno, e quindi cerchiamo di guardare anche oltre, proprio per la questione del rilancio della città. Io dovrò parlare agli elettori del centrodestra senz'altro, e proverò a parlare a quell'elettorato, il 50% dell'elettorato che è rimasto a casa in questo primo turno, soprattutto i giovani sotto i 30 anni che non sono andati a votare. Così Posocco forte del 32,60% dei consensi, ma la vera differenza può farla un ricompattamento del centrodestra. In diretta su Antena 3 l'oggetto della discordia, Gianantonio Darè, parlando col segretario provinciale del Carroccio Dimitri Coin, ha tentato un abboccamento. Se troveremo la quadra potremo essere e diventare ancora quello che siamo sempre stati. Io ti anticipo che dal mio punto di vista da segretario provinciale Vittorio Veneto è troppo importante per pensare di non essere parte attiva nel prossimo ballottaggio. Posocco lascia decantare la situazione e annuncia che nelle prossime ore incontrerà i candidati consiglieri comunali per leggere i dati e decidere insieme una strategia. È come se ripartissi da zero, aggiunge. Da parte sua il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia definisce una brutta pagina l'essere andati divisi. Adesso parte una nuova fase, una fase di impegno da parte di tutti per cercare di ricompattare il centrodestra. Siamo in attesa che o il candidato sindaco Posocco o Tony Darè ci possano chiamare per confrontarci su idee,
progetti, prospettive e soprattutto visione della città e capire se possiamo insieme dare un contributo e cercare di vincere questo ballottaggio, soprattutto perché all'interno della coalizione di Braido, del candidato sindaco, Fratelli d'Italia è risultata comunque il primo partito. E intanto, allargando un po' il raggio non solo alle comunali ma anche alle europee, all'indomani di Verdetti, le interpretazioni all'interno di una delle componenti importanti del centrodestra, cioè la Lega, sono contrastanti. Da una parte Alberto Stefani, dall'altra la voce più critica degli ultimi mesi nel Carroccio, escluso Gian Antonio D'Arè, e cioè Roberto Marcato. A mettere il cappello politico sul voto delle amministrative è di prima mattina il segretario regionale Alberto Stefani. La Lega dilaga in Veneto, dice, forte del risultato al primo turno nei comuni di Arzignano, Negrarca, Doneghe, Mogliano Paese, che vengono rigorosamente citati in una nota, accanto a Rovigo, dove dice è stata sfiorata la vittoria, e Bassano con il raggiunto ballottaggio. Pallottoliere alla mano, il segretario parla di un saldo positivo di 100 nuovi amministratori, ma che fosse soddisfatto Stefani lo aveva detto a scrutini ancora in corso durante la nostra diretta elettorale. La Lega sta dilagando nei piccoli e medi comuni, questo è un risultato che ci aspettavamo, perché insomma è sempre stato il nostro core business dal punto di vista politico. E il bicchiere è mezzo pieno anche per il voto europeo. La realtà è che la Lega ha superato il 9% a livello nazionale, ha superato il dato delle politiche, ha tenuto anche in alcuni territori del nord. Sicuramente si può fare molto di più, ripartendo dai temi principali, tra cui l'autonomia. Mentre Stefani esulta o quasi la base in fermento, più che fotografie divergenti, realtà parallele. Il fatto che praticamente in Veneto non abbiamo eletto nessun eurodeputato e prima ne avevamo invece di uscenti un bel po', il fatto che sia stato candidato un signore che con noi non c'entra nulla, il fatto che abbiamo perso migliaia di voti, io pensavo che questo fosse un problema, invece vedo che sia i vertici del partito che anche qualche vertice regionale dicono che invece siamo di fronte a un grande risultato. Allora io qua evidentemente mi fermo, perché ubi maior, insomma, minor cessat. Sto al mio posto e lascio fare a chi è più bravo di me. Sullo sfondo l'endorsement di Umberto Bossi a Forza Italia a urne aperte, con la relativa ipotesi di espulsione dal Carroccio. Ammesso lo abbia davvero detto e fatto, dice Marcato, sarebbe stato un errore, ma attenzione. Da questo immaginare di poter cacciare Umberto Bossi è come prendere e buttare a mare le nostre radici. Se poi, come dire, via Umberto Bossi, facciamo entrare Vannacci, e allora davvero forse è il partito che io non conosco più. Ancora le amministrative, con anche i nuovi sindaci, a partire da un caso che ha fatto male al centrodestra, quello di Valdobbiadene. È stata una vittoria importante, di quelle che non si dimenticano, frutto di un grande lavoro in continuità con i 10 anni di amministrazione fatta. Insomma, saranno 5 anni sicuramente impegnativi, ma abbiamo grande voglia di continuare a lavorare per Valdobbiadene e per i valdobbiadenesi, che ringrazio per il voto, insomma, trasversale su tutte le frazioni. Insomma, questo dà grande motivazione a me e a tutta la mia squadra. Una vittoria che definisce indimenticabile Luciano Fregonese, eletto per la terza volta sindaco di Valdobbiadene con la lista Nuova Civica. 67,26% dei voti, il verdetto finale che gli ha permesso di battere la sua ex assessora Martina Bertelle, sostenuta da quel centrodestra unito che 5 anni fa aveva appoggiato proprio il primo cittadino. Ottiene il 9,83% Paolo Agnolazza con la lista Valdo d'Italia ed Europa. Una vittoria personale e politica dunque per Fregonese, arrivata dopo mesi impegnativi, prima con lo strappo interno alla maggioranza, poi con il via libera al terzo mandato per i comuni fino ai 15.000 abitanti, fino alla decisione di scendere di nuovo in campo e l'epilogo finale del successo che il neosindaco ha voluto dedicare alla sua famiglia. Terzo mandato anche per Paola Roma, che continuerà a guidare Ponte di Piave per i prossimi 5 anni. La sindaca con la lista Vivi Ponte, sostenuta dalla Lega, ottiene il 61,14% delle preferenze davanti ad Alvise Tommaseo Pontini,
Ponzetta, con la lista Ponte per Tutti al 38,86%. Oltre ovviamente a una squadra che è composta da veterani, ho anche delle nuove entrate, delle new entry, dei giovani preparati, impegnati e che sono entrati in consiglio comunale, che quindi con loro cercheremo di portare avanti poi tutta quella che è stata l'attività che noi abbiamo cercato di fare in questi anni. Riconferma anche a Pieve di Soligo, dove le urne decretano la vittoria del primo cittadino uscente Stefano Soldan e la sua lista per Pieve, che ottiene il 56,78% delle preferenze, davanti ad Alexa Spina di Progetto Futuro con il 43,22%. Un impegno all'insegna della continuità, con quanto già fatto nei precedenti 5 anni per il sindaco Soldan. Ci aspetta un grande lavoro che i cittadini di Pieve di Soligo ci hanno affidato. Siamo pronti, ho avuto una squadra di persone veramente straordinarie che non hanno mai mollato un minuto pur portando avanti gli impegni amministrativi di questi mesi. Hanno portato avanti una campagna elettorale in cui abbiamo proposto ai nostri cittadini un'ulteriore visione diversa di Pieve di Soligo. E ora buon lavoro. Una delle soddisfazioni maggiori per la centrodestra nella Marca, in particolare per Dimitri Coin, lo raccontava ieri in diretta nella nostra edizione straordinaria, è stata la conquista di Roncade da parte di Marco Donadel. Questa mattina alle 8 ero già qui presente con parte della squadra, abbiamo fatto un primo giro di saluti a tutto il personale e sì, siamo già pronti, siamo già al lavoro. Marco Donadel entra per la prima volta nel suo ufficio in municipio da neosindaco di Roncade, appoggiato dal centrodestra unito con il 50,18% dei consensi, ha battuto la candidata della lista civica Roncade, Viviane Moro, che ha conquistato il 43,11% dei voti, e Vincenzo Todaro, che si è fermato al 6,72%. Una vittoria storica, quella di Donadel in un comune da sempre roccaforte del centro-sinistra. Primo sindaco di centrodestra. Comunque all'interno della mia squadra c'è una forte componente civica. Dopo un pomeriggio di festeggiamenti iniziati davanti al municipio e proseguiti nella sala consigliare, dove ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, Donadel si è subito messo al lavoro. A Roncade ripartiamo dall'ascolto dei cittadini e dal rilancio della città perché torni viva e attrattiva. Tanti progetti, spiega il sindaco. Nei primi 100 giorni lavoreremo sul decoro urbano, sugli eventi per i prossimi mesi e sul piano parcheggi. Dobbiamo assolutamente rivedere con uno studio ben specifico, con l'ascolto dei commercianti, dei cittadini, per vedere quelle che sono le esigenze, per vedere cosa si può fare. Altro tema, quello della sicurezza. Negli ultimi mesi Roncade e le sue frazioni sono state prese di mira dai ladri. Mi sono già confrontato, ha detto il sindaco, con il comandante della polizia locale e dei carabinieri. Mettendo in atto tutta una serie di azioni per dare anche degli strumenti ulteriori agli agenti da utilizzare per aumentare quella che è la sicurezza. Il taser? Il taser potrebbe essere una di queste, ma prima del taser io penso a dotazioni tecnologiche, videosorveglianza, bodycam, dashcam. Entro 10 giorni poi la convocazione del primo consiglio comunale, prima però la presentazione della nuova giunta. L'idea è quella di, entro una settimana, di partire subito e di nominare la squadra. Lasciamo la politica, apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. In questo caso una terribile vicenda: ha abusato di una 14enne con la complicità della mamma della ragazzina. Un uomo è finito a processo. Era stata la stessa ragazzina, che allora aveva 14 anni, a raccontare alla compagna del papà cosa la mamma biologica l'aveva costretta a subire dal fidanzato. Abusata sessualmente con la complicità della donna. Una storia squallida avvenuta nell'estate del 2019 in un comune dell'Interla Trevigiano. La madre della giovane, che ha spinto la figlia tra le braccia del compagno, è stata già condannata. Ora è lui, 44enne, a finire a processo. L'accusa è atti sessuali con minorenne. La donna un giorno ha chiesto alla figlia di mettere un completino sexy e un abito succinto. Poi si è incontrata con il fidanzato, uomo facoltoso e dal passato sportivo nelle arti marziali miste, ed ha subito interessato la figlia della donna. L'uomo si è spogliato di fronte alla 14enne e l'ha costretta a subire violenza sotto gli occhi compiaciuti della mamma della ragazzina.
Ancora la cronaca giudiziaria, droga a fiumi in 3 casi della Treviso Bene, cocaina e marijuana, le sostanze stupefacenti che sarebbero state messe a disposizione di giovani ma anche consumatori più adulti, scambiati in grandi quantità durante i festini. A processo un 41enne di Noale. I clienti tra i 25 e i 35 anni chiamati a testimoniare hanno riconosciuto l'uomo che non avrebbe tentato in alcun modo di nascondere la merce già pronta all'acquisto e alla consumazione. La procura ha chiesto 1 anno e 3 mesi per le cessioni di droga, chiesta invece l'assoluzione per il reato di estorsione, la sentenza fissata per il prossimo 30 settembre. A processo anche un 46enne che, lo ricorderete, era nel novembre del 2020, realizzò un video fake per denigrare quella che lui chiamava la balla del Covid. Silenzio, non c'è anima viva, nessun via vai di medici o malati intubati. Tutto è tranquillo. Così era iniziato il viaggio del finto reporter nell'ospedale di Treviso il 10 novembre 2020, nel pieno del Covid, quando medici e infermieri lottavano per salvare delle vite. L'uomo, un 46enne residente a Treviso, aveva deciso di realizzare con il cellulare un reportage per dimostrare che la pandemia era solo un'invenzione. Ora la sua convinzione, smentita dalla realtà, lo ha trascinato in tribunale. A denunciare l'uomo che si è introdotto nell'ospedale facendo circolare sui social messaggi falsi è stata l'ULSS. Queste le parole di allora del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo intenzione di querelarlo e andremo a querelare anche tutti coloro che diffonderanno questo video fasullo. La gente sta lavorando, i nostri operatori nelle corsie sono stanchi, continuano a tenere alta la guardia perché sanno benissimo che siamo in un'ondata di piena per quanto riguarda il virus. Le persone che sono ricoverate stanno soffrendo, stanno male, queste persone devono avere rispetto. L'uomo è stato denunciato per diffamazione in quanto con quelle immagini avrebbe offeso la reputazione dell'ULSS 2. L'8 luglio il 46enne, difeso dall'avvocato Elga Presti, comparirà davanti al giudice per rispondere, oltre alla diffamazione, dei reati di violazioni di domicilio e interferenza illecita nella vita privata. Dopo la diffusione di quel video era intervenuto anche il sindaco Mario Conte, che aveva parlato di fake news dannose e gravi. Il 46enne risponderà di quello che ha fatto in un'aula di tribunale, ma la replica più importante arriva da chi in quelle stanze di ospedale è stato costretto a passare giorni e giorni, da chi ha rischiato di perdere la vita e che oggi ai medici può dire solo grazie. Il maltempo continua a non dare tregua, anche ieri si è manifestato, lo abbiamo visto nei nostri servizi, c'è ancora un'allerta fino alle 14 di domani, intanto continua la conta dei danni nelle zone che sono state colpite nelle ultime 72 ore. A 2 giorni dal violento acquazzone che si è abbattuto domenica scorsa tra l'Alto Piave e la zona del Montello, la situazione è tornata tutto sommato alla normalità. Perturbazioni che però non danno segno di lasciar tregua al territorio. La Protezione Civile del Veneto ha infatti emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica fino a domani alle ore 14, tempo che rimarrà instabile fino a giovedì. Siamo comunque in allerta, abbiamo il centro operativo comunale aperto che provvediamo ad attivare prontamente nel momento in cui pervengono all'amministrazione comunale, al comune insomma e a tutto il sistema di protezione civile i bollettini del centro funzionale decentrato. Tra Nervesa e Giavera l'acqua mista al fango ha imboccato strade e canaline di scolo laterali raggiungendo via Schiavonesca e da lì anche altre vie a valle del Montello, approfittando di ogni dislivello per insidiarsi. Iniziata la conta dei danni a Giavera dopo che la violenta bomba d'acqua aveva fatto esondare il canale Brentella. A noi sono entrati 50 cm di acqua nel piano interrato sostanzialmente perché siamo in una zona bassa e quindi riceviamo l'acqua che arriva da nord e si ferma qui e quindi noi avendo appunto il piano interrato dalle finestre, le bocche di lupo si chiamano tecnicamente, è entrata dell'acqua. Si è riempito il canale del parco, quindi tutta l'acqua si è riversata dentro il giardino e è arrivata qua. Noi fortunatamente non grossi danni, nel senso che è entrata solo un po' d'acqua dalla porta qui sotto, però poi tutto il resto si è riversato sulla strada. Disagi anche a Nervesa. Sta meglio il 56enne colpito da un fulmine mentre passeggiava lungo un parco, sorpreso
preso dal temporale improvviso. Protezione civile attiva soprattutto nella zona di via Bavaria. 2 le famiglie soccorse dalla protezione civile a causa di allagamenti nelle abitazioni. Acqua che è arrivata anche in casa della sindaca Mara Fontebasso. Un terreno non più in grado di assorbire e di drenare le piogge dopo un mese di maggio, un inizio giugno contrassegnati dal maltempo che rende il territorio della Pedemontana e del Montello ancora più fragile. Questo chiaramente va ad aggravare tutta la situazione del Montello, che sappiamo essere comunque carsico, per cui tutta l'acqua che scende arriva poi a valle e la zona soprattutto di Bavaria viene coinvolta da questi episodi di maltempo, andando a aggravare su quelle che sono le falde e poi tutti i canali di scolo. L'amministrazione comunale nell'ultimo consiglio ha anche adottato il piano delle acque, cosa che in precedenza non c'era, e questo strumento ci ha permesso di andare ad evidenziare quali sono i punti più critici del nostro comune e le priorità di intervento in caso di alluvioni. Restano inagibili le stanze dell'hotel Loris a Piave di Soligo dopo che un fulmine aveva prima fatto cadere un albero e poi colpito la centralina elettrica dell'edificio, provocando un incendio presto domato dai vigili del fuoco. Periti al lavoro per stimare la tenuta delle stanze e i danni complessivi che inevitabilmente si ripercuotono anche sulle mancate entrate. Per il prossimo fine settimana erano infatti previste oltre 100 prenotazioni. Ha tentato di nascondersi tra i clienti di un ristorante a Cairano di San Marco, ma è stato intercettato dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montebelluna. Si tratta di un cittadino quarantenne della Repubblica Dominicana ricercato da tempo. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Treviso. Il quarantenne doveva scontare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di svariate condanne per ricettazione, appropriazione indebita e possesso di fabbricazione di documenti falsi. E poi il ventenne addetto alla consegna delle pizze, che per fare più in fretta nel traffico a Castello di Godego usava una lampeggiante, è stato intercettato dai carabinieri. Forse pensava di utilizzare il lampeggiante blu che teneva a bordo dell'auto per muoversi più velocemente sulle strade della Marca e consegnare in fretta le pizze. Un ragazzo ventenne incensurato addetto alle consegne di pizze a domicilio è stato fermato dai carabinieri questa notte alle 2 a Castello di Godego. Per il giovane è scattata la denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti, oltre ad una segnalazione con ritiro della patente di guida alla competente autorità amministrativa, perché i militari dell'Arma gli hanno contestato anche il possesso di alcuni grammi di hashish. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Ripartiamo da Pederobba, dove sono tornati gli ecovandali. Dopo soli 2 mesi dai più recenti abbandoni è stata registrata infatti la presenza di nuovi rifiuti non riciclabili all'esterno dell'isola ecologica in via delle Cente. 2 famiglie sono state colte sul fatto, ignare dei controlli ancora attivi da parte della vigilanza del Consiglio del Bacino Priula. In particolare le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso, come vediamo, una famiglia del comune di Valdobbiadene liberarsi dei propri rifiuti nei dintorni dell'isola comunale, tra cui un materasso di grandi dimensioni. Questa famiglia rischia una multa che può raggiungere i 500 euro e anche il costo ovviamente della pulizia della zona. A Castelfranco Veneto invece è necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare una civetta che era rimasta incastrata con una zampa su una grondaia di un'abitazione di Salvarosa. La vediamo nelle immagini. Il rapace, una volta recuperato dai vigili, è stato affidato alle cure del personale della fauna selvatica. 2 eventi che caratterizzano questa settimana in Veneto e che riguardano ovviamente anche la Marca. Il primo, attesissimo giovedì, è la festa di Sant'Antonio. A 2 giorni dalla festa del Santo a Padova sono già migliaia i pellegrini che stanno arrivando in città da tutta Italia e da tutto il mondo per celebrare Sant'Antonio anche in questi giorni di Tredicina. Rimane per noi sempre molto sorprendente poter constatare come siano davvero decine di migliaia le persone che da tutto il mondo raggiungono la Basilica invocando e affidandosi a Sant'Antonio, così come tantissime sono le persone che stanno anche partecipando ai diversi eventi che abbiamo cercato di organizzare in questo giugno antoniano. Oltre 30.000 i fedeli transitati nella Cappella delle Reliquie in questi giorni che precedono il 13 giugno, che sarà una giornata dedicata come sempre alla preghiera con le messe solenni in Basilica e alla devozione con l'abbraccio della città al santo più amato durante la processione. Quest'anno la riflessione che ha animato la Tredicina
medicina è dedicata alla pace. E Antonio ci ispira molto, non solo perché ha parlato in favore della pace, ma anche perché ha testimoniato proprio una vita in difesa dei poveri contro ogni forma di violenza. E qualche giorno dopo la festa di Sant'Antonio, un altro grande evento di carattere diverso, la Dunata Triveneta degli Alpini a Bibione. Si partirà dal passo della Mauria alle sorgenti del Tagliamento, questo venerdì, con la staffetta del ricordo che arriverà fino al mare, mentre a Bibione saranno inaugurate le mostre sugli alpini e la loro storia. Poi sabato mattina la Santa Messa Alpina a Cesarolo, presieduta dal vescovo di Pordenone, mentre alle 18 a Bibione l'alzabandiera ufficiale e a seguire la serata con cori e fanfari. Infine domenica lo sfilamento con partenza da Piazzale Zenit. Tutti eventi, quelli a partire da venerdì, che Antena 3 seguirà con i servizi nei nostri telegiornali, ma anche con le dirette per vivere tutti insieme la Dunata Triveneta degli Alpini a Bibione. Come sempre Antena 3 sarà in prima fila per raccontarvi in diretta questi eventi. Noi adesso andiamo invece nel bellunese. E partiamo dal maltempo, perché resterà chiusa al transito sia veicolare che pedonale via Cappellari a Belluno, che collega via Col di Lana con il quartiere di Cavarzano. Le piogge torrenziali di ieri hanno causato infatti un movimento franoso che ha interessato i versanti del torrente Ardo, che ha rischiato di tracimare proprio all'altezza del ponte a causa di un tronco che si è incagliato fra le sponde. Stamattina i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo e deciso per la chiusura della strada con decorrenza immediata fino a quando non saranno eseguiti gli interventi necessari. L'unica deroga è stata concessa ai soli residenti tra l'intersezione con le vie Alpago Rudio e con il Civico 55 in entrambe le direzioni. Immigrazione, prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, anche a Belluno si prevedono nuovi arrivi. Per questo sono stati pubblicati 2 bandi per il reperimento di singole unità abitative e centri collettivi. C'è l'appello del prefetto Savastano. Io incontrerò domani e dopodomani tutti i sindaci e chiederò un aiuto, lo chiamo aiuto indiretto. L'aiuto diretto ce lo hanno già offerto, l'aiuto che chiedo questa volta è indiretto, cioè a spronare, a sensibilizzare le cooperative del territorio. 29 comuni bellunesi hanno dato accoglienza sino a 80 migranti, ma oggi serve una disponibilità diffusa, perché ignorare il problema non evita l'affidamento, tanto più dopo la chiusura del centro a Medil di Belluno per la frana della strada, di Lamon per problemi idraulici e di Cavassico per lavori indifferibili di ristrutturazione. Si stima che l'ultimo piano di distribuzione farà arrivare in provincia 12 migranti, ma con l'estate alle porte i numeri potrebbero crescere inesorabilmente. Noi lavoriamo con 4 cooperative, abbiamo pubblicato proprio pochi giorni fa 2 gare europee per poter accogliere sul territorio bellunese sino a 500 posti, e il mio appello forte è affinché altre cooperative, altre onlus operanti nel terzo settore decidano di partecipare. Il nuovo capitolato di gara in scadenza il 6 e 10 luglio, disponibile sulla piattaforma del mercato elettronico e nel sito della prefettura, aumenta del 15% la proiezione dei costi giornalieri, un range variabile fra i 3 e i 10 euro in più a fronte di minori prestazioni richieste. Tenta di coniugare la serietà della offerta di accoglienza, che deve essere seria e garantire la dignità della persona, ma al tempo stesso non impossibile da realizzare. Non sono solo uomini e donne, ma lavoratori e lavoratrici, dice il prefetto, che con il suo staff ha presentato il progetto pilota denominato Orzes, elaborato con Confindustria e Confartigianato, la cooperativa Integra e il comune di Belluno, per l'inserimento lavorativo dei migranti ospitati nella ex scuola di Orzes. Sulla base poi ovviamente dell'alfabetizzazione verranno avviati dei percorsi formativi che porteranno i migranti che sono attualmente nella scuola di Orzes ad essere inseriti nel mondo del lavoro, e quindi a dare una risposta a quelle che sono le imprese nel territorio che lamentano la carenza di lavoratori. I migranti seguiranno anche i corsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, un percorso virtuoso che presto potrebbe essere replicato anche in Cadore. Aiutateci è lo slogan, il claim corretto, sì, anche questa volta? Se una quinta cooperativa, una sesta cooperativa scendessero in campo, il sistema
Belluno, provincia, sarebbe autonomo e quindi non dovremmo più rincorrere e gestire le emergenze. È quello che vorrei evitare per evitare di lasciare per strada anche una sola persona. L'appello della prefettura ai sindaci. Allora, a proposito di sindaci, vediamo come è andato, facciamo un riepilogo della tornata amministrativa che ha visto impegnate 31 amministrazioni in questa tornata elettorale, fra conferme e ribaltoni. Chiuse le urne, archiviati gli scrutini, da oggi nei 31 comuni chiamati al rinnovo si inizia, o nella maggioranza dei casi si continua, ad amministrare. Non ci saranno ballottaggi, visto che le amministrative hanno riguardato comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Andiamo in ordine alfabetico per capire com'è andata. Ad Agordo si conferma primo cittadino Roberto Chissalè, ad Arsiè ritorna ad amministrare il municipio il già sindaco Ivano Fauro. A Borgo Valbelluna gli elettori confermano Stefano Cesa. A Cibiana la prima sorpresa inaspettata. Il candidato Sandro Gerardi, a capo di una lista civetta presentata per scongiurare il commissariamento del comune, batte inaspettatamente l'uscente Mattia Gosetti, che ha già annunciato la sua uscita di scena anche dal Consiglio Comunale. Ad Anta di Cadore gli elettori hanno premiato Thomas Menia Corbanese, che diventa così il sindaco più giovane della tornata 2024. A Domegge vince Achille Barnabò. A Limana, dove la faida interna al centrodestra ha portato alla presentazione di 4 candidati, la spunta Michele Talo, che soffia la poltrona di sindaco a Milena De Zanetta. A Livinallongo si cambia. Oscar Nagler ha battuto l'uscente Leandro Grones. A Ospitale si conferma Roberto Santin. A Ponte nelle Alpi Elena Levorato, candidata del centrodestra, batte l'ex sindaco ed ex parlamentare Roger De Menec. Ribaltone anche a Rocca Pietore. Lo slogan nel segno della discontinuità premia Valerio Davare, che manda in archivio l'era De Bernardin. A San Vito ritorna a fare il sindaco Franco De Bon, mentre a Santa Giustina i cittadini ridanno fiducia al giovane Ivan Minella. A Sedico vittoria sul filo di lana per Cristian Roldo. A Seren del Grappa si conferma Dario Scopel, mentre nel nuovissimo comune di Sette Ville, nato dalla fusione fra Quero e Alano di Piave, gli elettori hanno riposto la loro fiducia sull'ex sindaco di Quero, Bruno Zanolla. C'è un'altra notizia di cronaca. Nel primo pomeriggio una coppia di turisti è stata tratta in salvo dal soccorso alpino di Auronzo dopo essere rimasta bloccata dalla neve durante una escursione alle Tre Cime di Lavaredo. L'incidente è avvenuto alle 14:30 quando i 2 giovani, un ragazzo svizzero di 26 anni e una ragazza di Singapore di 24, si sono trovati in difficoltà nella tratto iniziale della ferrata del Monte Paterno. I turisti, impreparati alle condizioni meteorologiche, sono stati sorpresi dalla neve e si sono trovati nell'impossibilità di proseguire il cammino a causa dell'attrezzatura inadeguata. Infatti, oltre a non avere un abbigliamento adatto, mancavano di caschetto, che è un elemento essenziale per la sicurezza in montagna. La richiesta di soccorso è stata raccolta dal soccorso alpino di Auronzo, che ha attivato anche una squadra della Guardia di Finanza. Nonostante la pioggia battente, i soccorsi hanno salvato i 2 giovani e li hanno recuperati dalle Tre Cime di Lavaredo. Sarà Pedavena a ospitare la 26esima edizione del premio Pelmo d'Oro, che quest'anno avrà luogo nella Sala degli Elefanti della birreria di Pedavena. Stamattina sono stati svelati i nomi dei vincitori del premio: Alessandro Rudatis, il Bobo per l'alpinismo in attività, Diego Della Rosa per la carriera alpinistica, Don Sergio Sacco Sonador per la cultura alpina, Matteo Righetto, premio speciale Dolomiti UNESCO, e poi Pieranna Casanova, premio Giuliano De Marchi, e la biatleta Lisa Vittozzi, a cui sarà assegnato il premio speciale Pelmo d'Oro. La manifestazione, organizzata dalla provincia di Belluno in collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO, è patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Unione Montana Feltrina. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.